Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it. Uccisa a coltellate dal compagno, probabilmente per gelosia. Era di Varese, Valentina Di Mauro, la donna di 33 anni, vittima dell'ennesimo femminicidio all'alba di oggi a Cadorago, nel Comasco. Originaria di Bizzozero, dove ancora vive la sua famiglia, da circa un anno si era trasferita nella casa dove poco prima delle 5, al termine di una furibonda lite, il compagno Marco Campanaro, 39 anni, l'ha colpita ripetutamente con un coltello. Inutili i tentativi di andare in soccorso della giovane da parte dei vicini, che, sentite le sue richieste di aiuto, hanno tentato invano di farsi aprire la porta dell'appartamento al primo piano. Poi hanno lanciato l'allarme, ma all'arrivo dei carabinieri per Valentina non c'era ormai più nulla da fare. L'uomo è stato fermato per omicidio. Quasi 5 anni di indagini hanno portato i carabinieri a smantellare il racket del calcestruzzo e delle aste immobiliari legato all''ndrangheta e radicato nel Saronnese con 11 misure cautelari. Tutto ebbe inizio dopo che la notte del 13 settembre del 2017 a Saronno fu appiccato l'incendio a 6 auto di proprietà dell'amministrazione comunale. Pur non avendo individuato i responsabili, i carabinieri della compagnia di Saronno hanno subito fatto luce sullo scenario dell'episodio: minacce e forte violenza, atti messi in atto da diversi soggetti che avevano interesse economico e stabilmente inseriti nel tessuto imprenditoriale di Saronno, Cislago e Gerenzano, in parte originari di Reggio Calabria e legati a esponenti della famiglia dell''ndrangheta. Secondo l'accusa, gli episodi si sono verificati proprio secondo la metodologia propriamente mafiosa, senza scrupoli e con pestaggi, come quello del 2019 ai danni del titolare di un'impresa concorrente. Attento che non ti salti per aria quell'abito pompa là, che prende fuoco, minacciavano. Non ci vuole niente che prenda fuoco tutto l'impianto, e ancora ti brucia la pompa e l'impianto, porco cane. Maggiori dettagli sulla Prealpina in edicola domani. Ora sono stati tutti presi. Con l'arresto di Abdellah El Harti sono in carcere tutte e 6 le persone accusate del tentato omicidio di un pusher nell'agosto 2020 nei boschi di Lonate Pozzolo. I primi 5 componenti della banda erano stati arrestati lunedì scorso. L'ultimo è stato fermato dai carabinieri di Busto Garolfo durante un servizio di controllo nei boschi dello Spaccio. Domani l'interrogatorio di garanzia del giudice Piera Bossi. L'inchiesta, parte di una grossa operazione antidroga, è condotta dal PM Flavio Salvatore. Ora una buona notizia da Germignaga. Un capriolo si concede un bagno nel Lago Maggiore, ma poi rimane disorientato. A salvarlo ci pensano i vigili del fuoco. È accaduto nella tarda mattinata di oggi. Gli specialisti del soccorso acquatico dei vigili del fuoco sono intervenuti sulle acque antistanti il paese per soccorrere un capriolo che alcuni bagnanti avevano notato mentre correva in acqua e poi prendeva il largo. I vigili del fuoco di Luino, intervenuti con una barca da salvataggio, hanno rintracciato l'ungulato disorientato in mezzo al lago, quindi sono riusciti ad indirizzarlo verso riva, dove autonomamente è tornato sulla terraferma. Oggi a Gallarate ricorre la giornata dedicata al patrono San Cristoforo. Nell'ambito delle iniziative in programma spiccava la messa solenne in basilica, alla presenza delle autorità cittadine, durante la quale il prevosto Monsignor Riccardo Festa ha puntato l'accento sulla necessità da parte della Chiesa di dare un aiuto concreto per risolvere l'emergenza abitativa che affligge tante famiglie. Vediamo l'intervista realizzata da Elisa Lanzetta. Per questo noi cosa facciamo? Abbiamo istituito una commissione che si preoccuperà di studiare gli spazi, gli immobili che abbiamo in giro e di poterli destinare a degli usi che sono necessari. Ascolteremo i servizi sociali, ascolteremo le cooperative sociali che operano sul nostro territorio, che ci dicono che esigenze hanno, e queste esigenze cercheremo di farle incrociare con le risorse che abbiamo. Certo, non vogliamo avere più immobili inutilizzati e non vogliamo che ci siano persone che stanno cercando, diciamo, e noi non facciamo niente. Noi abbiamo 5 pani e 2 pesci e questi li mettiamo a disposizione. E per concludere il calcio, oggi è giorno di raduno in vista della nuova stagione per il Città di Varese, che dopo la grande conclusione della scorsa stagione si presenta con tante conferme e qualche novità. Vediamo l'intervista al mister Gianluca Porro realizzata da Silvio Tranquillini con immagini di Stefano Benvenu dell'agenzia Blitz. Gianluca Porro, allora si riparte, l'anno scorso sei entrato in corsa e hai fatto meglio di quanto fosse pronosticabile, probabilmente non te lo aspettavi nemmeno tu, adesso è tutto diverso, si comincia da zero con la preparazione,
quindi è la tua prima vera esperienza alla guida di una prima squadra a 360 gradi. Come stai vivendo soprattutto queste ore? Ma queste ore sono ovviamente cariche di entusiasmo e di voglia di iniziare questo percorso, sì, da una parte nuovo in realtà, è vero, però che affonda le radici in quei mesi dell'anno scorso dove l'impatto con questa piazza è stato come forse meglio non si poteva immaginare né sognare forse. È chiaro che adesso si volta pagina, si parte per una nuova avventura che deve portarci lontano. Sarà un'avventura dove, come tutte le avventure che si rispettino, ci saranno anche dei momenti di difficoltà, ma dove alla fine speriamo di arrivare verso quell'obiettivo, verso quel sogno che è sfumato per poco e che questa società, questa squadra, questa città, questa tifoseria e fatemi dire anche questi ragazzi che in blocco, in una buona parte del blocco dell'anno scorso sono stati confermati, si meritano. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento a domani alle ore 13 e vi auguriamo una buona serata.